A 5 mesi esatti dalla caduta di Intonaci alla scuola Pascoli è arrivata la decisione, le lezioni da settembre agli Scalabrini. Fuga di gas ancora chiusa la statale 47 a Rosà, non si sa quando riaprirà, pesanti disagi per attività e traffico. Cantiere Ponte Via Ferracina per l'assessore Zonta, prima settimana positiva e si pensa alla zona pedonale. Un incontro per dire grazie ai soccorritori, 3 anni fa in Marmolada morirono la bassanese Emanuela Pirana e il compagno Gianmarco Gallina. A Molvena è andata a fuoco una legnaia, ben 5 ore di lavoro nella notte per circoscrivere le fiamme. Ritrovata vicino a Pisa una piastrina, quella del soldato Emilio Pellizzari, classe 23 nato a San Zenone, si cercano i familiari. 270 km, 12 salite sul Grappa, si è conclusa l'avventura di Alessandro Gomiero. Bagnanti in Brenta alla spiaggetta della morte, arrivano i carabinieri, il sindaco chiede un incontro col genio civile. San Martino di Lupari ha pianificato il suo futuro urbanistico guardando al 2050. Buonasera, bentrovati, nuova edizione di TG Bassano che apriamo con un importante aggiornamento che riguarda la scuola Pascoli. Esattamente 5 mesi fa, era il 30 gennaio, ci fu una caduta di Intonaci al primo piano all'interno di un'aula, trasferimento alle aule del Tribunale in via Marinali, discussioni nelle ultime settimane, ora la decisione da settembre all'Istituto Scalabrini. Basta una riga e mezzo di circolare per sancire ufficialmente il futuro immediato per alunni, insegnanti e personale della scuola primaria Pascoli. Gentili genitori, si legge nella comunicazione datata 30 giugno, si comunica che dal prossimo anno scolastico i bambini della scuola Pascoli frequenteranno presso l'Istituto Scalabrini. Timbro e firma sono della dirigente scolastica Anna Rita Marchetti. Analoga comunicazione arriva negli stessi minuti anche dal comune di Bassano, che annuncia in una nota la decisione assunta dalla giunta comunale. Si conclude così una querelle accesasi nelle ultime settimane, in cui sono spuntati striscioni di protesta e richiesta di certezze, risposte verbali del sindaco, un dibattito sull'alternativa tra Scalabrini e Canossiane. Aule e corridoi del Tribunale di via Marinali sono stati, per metà anno scolastico, una soluzione importante ma provvisoria. L'indisponibilità da settembre in poi degli uffici giudiziari ha portato a cercare velocemente un'alternativa che fosse compatibile col modello educativo montessoriano che alla Pascoli viene applicato. I genitori fin da subito avevano indicato la propria preferenza per gli Scalabrini, mettendosi anche a disposizione per i lavori di ultimazione e pulizia della struttura. L'hanno fatto nei giorni scorsi con una lettera indirizzata al sindaco Nicola Finco, nella quale avevano chiesto un incontro urgente col primo cittadino a nome del gruppo La Voce dei Genitori del Pascoli. Abbiamo lavorato in silenzio, fa sapere il sindaco Finco, con un unico obiettivo: dare una risposta ai nostri bambini. La scelta dell'Istituto Scalabrini è stata valutata attentamente, con l'obiettivo primario di tutelare i bambini e garantire la prosecuzione del progetto didattico montessoriano, fiore all'occhiello dell'offerta educativa non solo cittadina ma sovracomunale. Il comune di Bassano si farà carico di un canone annuo, utenze comprese, di poco meno di 120.000 euro per un periodo provvisorio di 3 anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. Alunni e insegnanti tornano quindi in Angarano, a non molta distanza dalla vecchia sede e anche a pochi passi dalla direzione scolastica di via Colombare. La prima campanella è già pronta a squillare. E ora torniamo a Rosà perché ancora una volta c'è un rinvio, la strada statale 47 rimane chiusa perché il metano che si è insaccato nel sottostrada non si riesce a toglierlo. Il guasto alla tubatura, ricordiamo, risale a giovedì pomeriggio, non si sa ancora quando riaprirà la strada, intanto le attività sono in sofferenza. Statale 47 a Rosà ancora chiusa, i tecnici di Italgas e i vigili del fuoco stanno continuando tutta l'operazione di controllo per verificare ulteriori fughe di gas dopo che giovedì scorso, durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica, è stata forata una tubatura del gas metano. Vedete, quest'area è totalmente off limits. Nella giornata di ieri all'interno di un negozio
negozio si è avvertito nuovamente odore di gas e di conseguenza sono ripartiti i controlli, sono ripartiti gli accertamenti, sono durati fino a tarda notte. Dicevamo, tutta la strada resterà chiusa nella giornata di oggi, molto probabilmente anche nella giornata di domani martedì. Intanto però sono parecchi e pesanti i disagi che stanno vivendo tutte le persone che lavorano soprattutto lungo l'arteria statale. Adesso di pomeriggio siamo messi così, venerdì ho dovuto tenere chiuso perché non si sapeva neanche se si riusciva ad arrivare, sabato abbiamo lavorato praticamente niente e oggi siamo qui ancora in attesa di notizie, però le istituzioni sono assenti, nessuno ci dice niente e se chiediamo anche lì non sanno dirci niente perché stanno aspettando di vedere che i valori tornino alla normalità, però al momento siamo messi così. Disagi pesanti. Molto pesanti, anche perché per poter far funzionare i forni ho dovuto mettere i bruciatori a gasolio. Un'altra cosa di più, rispetto moltissimo la gente che sta lavorando, ma per noi è una grande perdita. Io sabato ho messo via 5 sacchi di pane vecchio. Buttiamo via tanto pane. Anche perché Perdiamo la giornata noi. la signora dell'immobiliare il venerdì e sabato è venuta a dormire qua davanti con la Jeep, perché non era abitabile, l'abitazione da metano. È un po' un disagio molto grave. Intanto continuano le verifiche perché è troppo il timore che possa ripetersi la tragedia di Gallio. Vengono realizzati quelli che in gergo si chiamano camini, buchi sull'asfalto per far uscire il metano risaccato. La situazione è molto più seria di quello che si pensava inizialmente e neanche i tecnici se la sentono più di dare date e certezze sulla prossima riapertura della strada. Disagi lì in località Cusinati, ma disagi anche su tutte le strade laterali di Rosà. Non solo pesanti disagi per chi vive e lavora lungo il tratto chiuso della statale Valsugana a Rosà per permettere le rilevazioni di metano dopo la rottura del tubo durante i lavori di posa della fibra ottica, perché a risentirne in maniera negativa c'è tutta la questione della viabilità, con le deviazioni a nord all'altezza di Piazza Libertà verso le vie Roma e Garibaldi, a sud verso le vie Brega e Rossano. Auto, ma soprattutto mezzi pesanti, tir e autobus di linea costretti a transitare lungo arterie secondarie che non sono in grado di sopportare e supportare una mole simile di traffico. Ci siamo impegnati ieri per implementare la cartellonistica e per dare comunicazione relativamente alle deviazioni stradali, quindi per cercare appunto di deviare in modo particolare il traffico pesante, i bus e per garantire anche gli interventi legati ai primi soccorsi. È impegnata la polizia locale che ringraziamo, abbiamo anche interessato i comuni vicini appunto cercando di trovare collaborazione perché appunto adesso sono interessate tutte le arterie del comune in primis e non sono magari adatte propriamente a sostenere un traffico di questo tipo. Il problema di fatto ce l'abbiamo appunto con gli autisti stranieri perché sono coloro che conoscono meno la nostra viabilità e che quindi di fatto di fronte a queste chiusure fanno più fatica ad orientarsi. Il comune potrà intraprendere qualche azione perché insomma i disagi che ha portato al comune questa vicenda sono tanti. Sì, noi siamo in stretto contatto con i professionisti che stanno lavorando nel cantiere. Sicuramente noi saremo parte attiva e siamo parte attiva a fianco di chi vive, penso ai residenti, penso anche alle attività che si trovano lungo questo tratto stradale per portare avanti quelle che sono i loro interessi, insomma, a fronte dei danni che hanno subito in questi giorni e che andranno a subire in questi giorni perché purtroppo lo scenario non è così chiaro per nessuno. Torniamo a Bassano ad una settimana dall'avvio del cantiere per il rifacimento del ponte Ferracina. Abbiamo chiesto un bilancio all'assessore all'urbanistica Andrea Zonta. Un bilancio penso sia abbastanza positivo, anzi direi che è positivo in una stagione in cui il traffico veicolare è anche sicuramente ridotto vista l'assenza delle scuole e anche le attività piuttosto ridotte, comincia un periodo di festività estive. La viabilità funziona, è una viabilità già utilizzata anche qualche anno fa per la sistemazione del manto di via Ferracina e pertanto diciamo che conoscevamo un po' anche pregi e difetti.
Sono pochi ormai quelli che si trovano disorientati di fronte ai cartelli di divieto o cambio di direzione. Resta qualche dubbio sulla lunghezza della luce rossa del semaforo, tarata a 2 minuti e 35 secondi. Questo lo faremo notare all'impresa, perché i tempi non li stabilisce l'ufficio tecnico, è un po' l'impresa. L'impresa di solito fa dei tentativi, probabilmente questa prima settimana è data con 2,35, adesso lo faremo osservare. Ritengo anch'io che sia un po' lungo. Meglio un tempo un po' più corto, anche perché non c'è un passaggio, come si diceva prima, intenso di auto, e aspettare molto probabilmente sotto questo caldo con i motori accesi non fa bene a nessuno. Il cantiere del ponte, che stamattina era fermo ma è ripartito nel pomeriggio, ha eliminato lo strato di San Pietrini della carreggiata. Altro cantiere, ma solo per un paio di giorni, è quello che riguarda gli intonaci del municipio in via Matteotti, con altre deviazioni temporanee del traffico. In via Ferracina la sostanziale assenza di veicoli fa pensare ad una possibile futura area in gran parte pedonale. Credo che sia un passo su cui si può fare un pensiero e anche fare un ragionamento per il futuro. Ecco, tutto sommato questi 100 giorni serviranno a capire anche queste cose. Sono passati 3 anni, 3 luglio 2022, dalla tragedia della Marmolada, in cui persero la vita 11 persone, tra loro anche la bassanese Manuela Piranni insieme al compagno montebellunese Gianmarco Gallina. I genitori del giovane hanno organizzato per dopodomani, 2 luglio alle 20, all'ex museo dello Scarpone, un convegno per valorizzare il lavoro dei soccorritori. Gianmarco aveva 32 anni. Non ha fatto a tempo a compiere i 33. Quel giorno stranamente non guardavamo né televisione né telefono, eravamo in compagnia e poi il figlio minore ci ha chiamati e da là è cominciata la nostra nuova vita. 3 luglio 2022, sono le 13:43 di una calda domenica, quando un enorme seracco si stacca da Punta Rocca sulla Marmolada, causando la morte di 11 alpinisti. Tra loro anche il montebellunese Gianmarco Gallina con la compagna Emanuela Piranna di Bassano. Entrambi hanno 32 anni ed una vita che volevano costruire insieme, la nuova casa ad Asolo, la grande passione per la montagna. Erano appassionatissimi della montagna, per loro esisteva la casa, il lavoro e la montagna. I genitori di Gianmarco, all'avvicinarsi del 3° anniversario della tragedia, hanno voluto organizzare un incontro per sensibilizzare su un corretto approccio alla montagna e soprattutto per valorizzare il lavoro e ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per i soccorsi con dedizione assoluta in ogni momento, anche quando un violento temporale li aveva costretti a scendere a valle. E appena è smesso il temporale sono risaliti subito negli elicotteri e rischiando la loro vita. La loro vita era da mamma, gli chiedo: ma dove andate? Aspettate, non c'è fretta, non c'è. Invece no. Perché io non so se è una cosa che una mamma sente, ma io già dalla sera avevo realizzato tutto. Io dalla sera avevo realizzato che non avrei più rivisto nostro figlio, Emanuela e tanti altri. C'è stata una tragedia sul lavoro nel Bolognese, ha coinvolto il 47enne Brahim Ait El Ajam, titolare della ditta Veneto Pavimenti che ha sede a Loria, dove l'uomo da anni viveva. Stava lavorando assieme ai suoi operai quando si è accasciato improvvisamente a terra, morendo poco dopo, stroncato dal caldo. Inutili purtroppo i soccorsi, il 118 è arrivato chiamato dagli altri muratori. Inutili anche i tentativi di rianimazione. A Molvena, frazione di Colceresa, è andata a fuoco una legnaia. 200 quintali di legna sono andati a fuoco nella serata di domenica in una proprietà privata di via Mazzarina a Molvena, frazione di Colceresa. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20:30 con 3 squadre provenienti da Bassano del Grappa, Vicenza e Tiene, con un'autopompa e 2 autobotti e un totale di 9 operatori. Grazie all'utilizzo di schiumogeno, l'intervento, concluso dopo quasi 5 ore di lavoro intorno all'1 di notte, ha permesso di circoscrivere le fiamme alla sola
distrutto la legnaia, salvando così l'attiguo deposito attrezzi. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno proceduto alla bonifica dell'area. Sul posto anche i carabinieri. Restano da accertare le cause del rogo. E io chiamo Rete Veneta, ci riporta sulle pendici del Grappa. Vediamo. Rete Veneta segnalo questa situazione che da anni si presenta in ogni stagione in zona Camposolagna, comune di Romano Dezzelino. Mi mancano davvero le parole per definire chi abbandona senza remora ogni tipo di rifiuto ai lati degli appositi cassonetti. Come aiutare questa povera gente a riflettere? È questo il messaggio amareggiato di una telespettatrice che ci ha segnalato questi accumuli di rifiuti speciali. Accanto ai cassonetti della raccolta differenziata campeggiano vari elementi di una cucina, 2 frigoriferi, poco più avanti svariati televisori e alcuni materassi, per finire con un piccolo trolley e anche una batteria. Per chi ama la montagna o anche solo per chi transita e dà a cuore l'ambiente e la convivenza civica, davvero uno spettacolo poco gradevole. Segnalazioni che continuano ad arrivare a causa di questi cattivi comportamenti, segnalazioni che potete continuare a fare. Pattume Sporcizia, segnalateci il degrado 340 321 8379 per messaggi con fotografie o video via WhatsApp, oppure bassano@medianordest per la mail. Dalle nebbie della storia emerge la piastrina del soldato Emilio Pellizzari, classe 1923, nato a San Zenone degli Ezzelini. La piastrina è stata ritrovata in Toscana, vicino a Pisa, e ora scatta la ricerca di qualche parente. Una piastrina militare, un'associazione di ricercatori che ci sanno fare con il metal detector, un nome che affiora dalle nebbie del tempo e un mistero da risolvere. Parte da qui il percorso che potrebbe portare alla soluzione di un enigma che arriva direttamente dalla Seconda Guerra Mondiale. Risale infatti a quel periodo una piastrina di riconoscimento militare trovata in provincia di Pisa dai volontari delle associazioni Metal Detector Emilia Romagna e SOS Metal Detector Nazionale durante un'attività di tutela ambientale con un gruppo di studenti. Dalla terra, nelle vicinanze di un'area destinata durante l'ultimo conflitto globale a campo di prigionia, è spuntata una piastrina con un nome, un cognome e un codice identificativo. Apparteneva a Emilio Pellizzari, classe 1923, figlio di Giuseppe Pellizzari e Cristina Moretto. I ricercatori sono risaliti al comune di provenienza del soldato, che risulta essere nato a San Zenone degli Ezzelini, e del fatto è già stato informato il sindaco Fabio Marin. Anche i comuni limitrofi sono stati interessati dalla ricerca per fare in modo di risalire alla storia di Pellizzari. Al momento, infatti, non si sa neppure se sia morto in guerra oppure in prigionia o se sia tornato ai suoi cari per vivere la sua vita dopo gli orrori del conflitto. Le associazioni hanno pubblicato anche sui social la vicenda, chiedendo alla rete di amplificarne la portata per tentare ogni strada per restituire identità a un nome, onorarne la memoria e ricostruirne la storia, per poter scrivere il finale più bello in ogni caso, quello del ritorno a casa. Si è conclusa ieri l'avventura dell'atleta Alessandro Gomiero, che ha fatto 270 km di corsa con ben 12 salite sul Monte Grappa. Si è conclusa con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario di Cima Grappa, l'impresa di Alessandro Gomiero, che l'ha visto impegnato dal 26 al 29 maggio nelle 12 salite del brevetto Monte Grappa Trail Running. 270 km con oltre 19.000 metri di dislivello percorsi in solitaria con il supporto tecnico del consorzio Vivere il Grappa, in nome dello sport, della memoria e della solidarietà. Sì, perché Gomiero è uno dei trail runner più promettenti del panorama italiano. Ha percorso di corse i sentieri più spettacolari e tecnici della zona, portando appunto sulla cima del monte caro alla patria un segno di riconoscenza e rispetto per chi ha dato la vita in nome della nostra libertà. L'impresa è inoltre associata a una raccolta fondi benefica in favore del soccorso alpino e speleologico pedemontana del Grappa, un'avventura complessa ma ricca di soddisfazioni. Sta concludendo anche questo viaggio, è un piacere di essere arrivati alla fine, un po' anche sempre un po' di tristezza quando finisce l'avventura. C'è stato un altro intervento come la settimana scorsa dei carabinieri lungo il Brenta, nella spiaggetta della Morte di Campo San Martino. Alcuni bagnanti infatti sono entrati in acqua nonostante i divieti e il sindaco chiede un incontro col genio civile, ma annuncia anche nuovi cartelli.
Un bagno pericolosamente vicini ai mulinelli che la corrente forma quando il Brenta supera il dislivello e passa sulla spiaggetta di Campo San Martino. I video ripresi nel torrido pomeriggio di domenica mostrano ancora una volta come le persone incuranti del divieto di balneazione sfidano la sorte tuffandosi nelle acque del fiume. Un pericolo che non viene tenuto in considerazione nonostante la cronaca recente, con le 2 vittime proprio in questo punto del Brenta la scorsa estate. Senza contare poi la tragedia sul Piave a Pederobba, dove domenica ha perso la vita una bambina di 9 anni che si era tuffata in acqua. Il sindaco di Campo San Martino ha chiesto la scorsa settimana un incontro con il genio civile che ha la competenza su quel tratto di fiume. Vogliamo rapidamente fare un tavolo di lavoro in modo da trovare le soluzioni più adatte, più consone per far comprendere la pericolosità di quest'area, perché quest'area è decisamente pericolosa per via dell'acqua fredda e dei vortici creati dalla cascata, e quindi principalmente le persone che utilizzano inconsciamente l'area, soprattutto nel fine settimana, quasi tutti stranieri, non comprendono la gravità di balneare in queste zone. A fare il bagno sul Brenta sono spesso stranieri che magari non conoscono la storia del luogo o non comprendono i divieti scritti in italiano. Mia intenzione era quella di condividere in questo tavolo di lavoro questa nuova cartellonistica in più lingue, anche con le lingue che effettivamente frequentano l'area, però volevo farlo a seguito di questo tavolo di lavoro, ma a tutt'oggi purtroppo non ho ancora, dopo una settimana non ho ancora ricevuto risposta. Auspico rapidamente la formazione di questo tavolo e trovare le vere soluzioni che vanno a risolvere decisamente il problema. Intanto i carabinieri sono intervenuti anche questo fine settimana per allontanare i bagnanti dopo la segnalazione e le immagini registrate ancora una volta dal consigliere regionale Luciano Sandonà. Le persone che abitano, vivono qui e che sono qui da sempre sanno benissimo che bisogna evitare l'acqua e bisogna evitarla, diciamo, specie in certi determinati punti, e per questo che stiamo facendo questa azione, che non è certo un'azione per mettere multe, per sanzionare eccetera, non è di questo tipo, ma è per cercare di lanciare l'allarme e di salvare delle vite umane. San Martino di Lupari ha pianificato il suo futuro urbanistico guardando al 2050. Spazi verdi, percorsi pedonali, luoghi di aggregazione e 7 grandi aree strategiche. È il cuore del Master Plan San Martino di Lupari 2050, presentato nei giorni scorsi alla cittadinanza. Perché 2050? Perché è la visione che noi abbiamo di San Martino di Lupari nei prossimi 25 anni, come vorremmo che San Martino di Lupari fosse nel prossimo futuro. L'asse dalla stazione al Parco Serenissima, il parcheggio e la zona residenziale a nord del municipio, le aree dismesse, l'asse commerciale di via Agostini, il polo sportivo sono le colonne su cui far nascere la San Martino del futuro. Abbiamo deciso di mettere il cittadino al centro di questo progetto. Un cittadino che deve essere in grado di raggiungere i punti più importanti della città in soli 15 minuti a piedi, dalla biblioteca alle scuole, ai campi di allenamento, ai servizi. Tutti i cittadini, dai bambini, i genitori, i nonni, gli studenti. I cambiamenti per la comunità luparense potrebbero diventare molto concreti anche nel giro di breve tempo, nell'ottica di una visione collettiva e condivisa. Vogliamo prendere un impegno con tutti i cittadini, con tutta la nostra comunità, perché le scelte che stiamo facendo adesso sono scelte per il nostro futuro, per la San Martino di Lupari del 2050. Consueto appuntamento con Focus e l'attualità di giornata alle 21:15 circa. Ospiti di questa sera: Paolo Benvenu, Elena Bottaccin, Mario Fabris, Gio Formaggio, Alberto Montagnier, Valdo Tamantini, Mauro Tassi, Antonella Tocchetto, Alberto Villanova e Cristian Zara. È tutto anche per oggi col TG Bassano. Dopo la sigla le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.